Buonasera a tutti, benvenuti a quest'ultimo concerto della 12ª edizione del Festival Callido. Non so se si sente bene, ecco, allora proverò a parlare lentamente. Allora, grazie a tutti per essere qui in questa serata davvero poco invitante, però grazie appunto di esserci. Un grande privilegio per il festival essere in questa magnifica basilica, e di questo dobbiamo dire grazie appunto alla parrocchia di Frari, a Padre Nino e a tutta la comunità. E grazie a voi tutti per essere in nostra compagnia questa sera. La Basilica di Frari è una delle poche sedi nelle quali è possibile proporre il repertorio per 2 organi, e appunto la Chiesa Basilica di Frari ha un magnifico organo di Gaetano Callido, questo qui, e l'altro di Giambattista Biaggia. Sono 2 organi che sono della stessa scuola organaria fondamentalmente. Il Biaggia è un po' uno strumento che fa da ponte tra quella che era la tradizione rinascimentale e poi quello che è stato l'arte organaria di Gaetano Callido. E quindi appunto una grande possibilità è essere qui. Tra l'altro possiamo già gustare in parte la palla dell'Assunta, che è tornata visibile dopo tanti anni, e quindi insomma penso che ovunque poggiamo lo sguardo questa sera troviamo arte e bellezza. E il Festival Callido è promosso dall'Associazione Alessandro Marcello in collaborazione con la Fondazione Archivio Vittorio Cini e Non Solo Musica. E che dire, è un grande piacere per me questa sera poter appunto suonare con il maestro Luis Soares, e potremo sentire anche il soprano Fabiana Magalesh, spero di aver detto correttamente il cognome più o meno, ecco, e quindi appunto il concerto è vario ed è l'ultimo concerto di questa edizione. E il Festival Callido, vi dicevo, è promosso da questa associazione che è nata a Venezia, nella parrocchia di San Trovaso, e nel corso di questi 12 anni ha saputo promuovere numerosi concerti volti a valorizzare gli strumenti storici presenti nella città di Venezia, in particolare ovviamente quelli di Gaetano Callido. E dobbiamo dire grazie fondamentalmente a 2 persone. Il nostro presidente è l'avvocato Alessandro Favaretto Rubelli, e il nostro vicepresidente, che è il dottor Giovanni Allata di Montereale, che è il nostro vicepresidente e presidente della Fondazione Archivio Vittorio Cini. Questi concerti, come voi sapete, sono proposti ad ingresso libero. Chi desiderasse dare una propria partecipazione lo può fare uscendo, e questa partecipazione sarà decisiva per il futuro delle attività che andremo a proporre. Abbiamo l'intenzione di proporre ancora il ciclo di concerti di Avvento nella chiesa di San Trovaso. Saranno 4 concerti durante le 4 domeniche di Avvento alle ore 16, quindi siete già invitati, e chi desiderasse rimanere in contatto con noi può lasciare la propria email, viene inserito in una mailing list. C'è anche la possibilità di diventare soci dell'Associazione Alessandro Marcello, e anche questo un modo per sostenere le nostre proposte. E niente, io cedo la parola al dottor Aliata, che porta un saluto della Fondazione Archivio Vittorio Cini, e nel frattempo salgo alla Piaggia. Grazie. Callido, e anche faticosa, diciamo, da portare avanti dopo il periodo della pandemia. Quest'anno c'è stata una ripresa quasi piena dei cicli di concerto, quindi per me è un grande onore, in realtà, in memoria di Vittorio Cini, che era un personaggio noto ai veneziani, meno noto forse, diciamo così, ai foresti, un grande imprenditore, mecenate e collezionista, che visse a Venezia per buona parte del XX secolo, fino alla morte nel 1977. Quindi in sua memoria l'archivio organizza tutta una serie di attività, tra
Cini e le attività dell'archivio, però andando sul sito www.vittoriocini.it troverete tante informazioni e soprattutto per chi è a Venezia è turista e gira, c'è sempre la galleria di Palazzo Cini, che è un importante museo, erano le collezioni di Vittorio Cini, poi grazie alla donazione di Analiata passate alla Fondazione Giorgio Cini. Il museo è aperto adesso fino alla durata della Biennale, quindi alla terza settimana di novembre, e vi invito ad andarlo a visitare perché ci sono dipinti molto particolari, soprattutto toscani e ferraresi, che a Venezia non si vedono facilmente, ma hanno di per loro una qualità. Quindi un invito a tutti anche di sostenere appunto anche l'Archivio Vittorio Cini, e vi auguro un ottimo ascolto di questo concerto, ringraziando ancora Nicolò Sari, che veramente è un protagonista della vita culturale veneziana. Quindi grazie Nicolò e in bocca al lupo.
Thank